arrivata, forse un po' meno quella che noi sentiamo, almeno alle nostre latitudini. Già a fine marzo, i primi giorni di primavera, siamo abituati ad avere forse qualche grado in più, ma in realtà insomma questo periodo si presta facilmente a quelle che sono un po' i detti comuni, non ci sono più le mezze stagioni, eccetera eccetera, perché forse tra qualche giorno passeremo dal cappotto al costume, come è ormai solito qui in Sicilia. Primavera vuol dire anche Pasqua, siamo al raci finale della Quaresima, domenica prossima è la Domenica delle Palme, quindi poi la Settimana Santa che ci porterà a forse la festa più importante della religione cristiana e cattolica, sia naturalmente dal punto di vista religioso, ma anche per tutte le altre cose un po' tradizionali, folcloriche e anche gastronomiche che si porta dietro. Parleremo di questo e di altro nel corso di Target, il vostro salotto settimanale che vedete sul digitale terrestre, l'LCN 92 di Televideo Agrigento in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, e grazie allo streaming sul nostro sito www.televideoagrigento.tv anche in tutto il mondo. Naturalmente il link dedicato per vedere e rivedere le puntate che magari vi siete perse o che volete approfondire. Noi siamo qua ormai da tantissimo tempo ed è una cosa bella perché riscontriamo tanto consenso, lo dimostrano i vostri click, i vostri like, ma soprattutto quello che è poi anche il rapporto sia interpersonale diretto, ma con quello che ormai ci offre la rete, i social network in particolare, anche se Zuckerberg proprio in questi giorni sta avendo un po' da fare col suo Facebook. Ma comunque non stiamo qui a parlare di queste cose, subito a presentare gli ospiti della puntata di oggi, a iniziare dalla mia sinistra. Lui è Don Lillo Argento, è il rettore del Santuario dell'Addolorata di Agrigento. Continuiamo con Andrea Casino Papia, è il superiore dell'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso, e accanto a lui Giorgio Patti, sempre dell'Arciconfraternita Santissimo Crocifisso, è il responsabile del settore musicale e canti. Continuiamo con il dottore Giuseppe Di Betta, lui è del Comitato Scientifico dell'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, e poi il ragioniere commercialista Pasquale Palumbo di Favara. Con lui parleremo dell'annoso problema dei rifiuti. C'è qualcosa di particolare, di unico forse, che sta succedendo a Favara. La nostra ospite musicale, gradito ritorno a Target per Sara Vivona, e poi quel gruppetto in bianco che vedete è una bella rappresentanza dell'Istituto Superiore Nicolò Gallo di Agrigento, con uno dei docenti, Antonello Iacono Manno, e con alcune ragazze che sono lì, che studiano lì, Asia Abate, Martina Gambino, Alice Petisi e Silvia Vella. Appunto dicevamo, senza paura di essere blasfemi, Don Lillo, sacro e profano, insomma, la Pasqua è anche questo, no? Anche per la tradizione dell'agnello pasquale. Dell'agnello pasquale, certo, che da noi sicuramente l'agnello, nel senso quello, l'animale se ne sta a casa, noi abbiamo il dolce. Dicevo, uno degli appuntamenti più importanti della religione cattolica, la Pasqua, o il più importante in assoluto? Indubbiamente la Pasqua è il centro della fede cristiana, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Ad Agrigento i riti della Settimana Santa ormai si svolgono da qualche secolo sempre in un certo qual modo, diciamo allo stesso modo, sia per l'itinerario della processione sia diurna che serale, sia anche per il fatto stesso che con la crocifissione di Gesù avviene all'interno della chiesa, quest'anno ancora una volta purtroppo, della chiesa di Sant'Alfonso per la chiusura della cattedrale, con accanto la Madonna Addolorata, e quindi la processione ha un lungo itinerario ad Agrigento, parte la mattina
alle ore 9 dal corretto della cattedrale, ma di questo dirà qualche cosa in Cioè, più. diciamo che un po' quello che succede ad Agrigento ripercorre, anche se con alcune diversificazioni, quello che succede in tutto il mondo cristiano e cattolico, specialmente nel sud Italia, dove la tradizione è molto sentita. Nel presentarvi, dicevo, rettore del santuario della Addolorata, e quindi facendo parte anche della confraternita della Madonna Addolorata? Il rettore del santuario della Addolorata è il direttore spirituale dell'Arciconfraternita di Maria Santissima dei Sette Dolori o della Addolorata. Ma siete in conflitto con gli amici del Santissimo Crocifisso? È una sana rivalità? Nella Chiesa, in coloro che credono al Vangelo, non ci può essere così nessun conflitto. Se qualcuno la pensa diversamente, ancora deve correggere la sua visione. Non c'è dubbio alcuno. Vediamo cosa dice allora il superiore. C'è una sana rivalità? Che cosa? O vi distingue soltanto la fede o comunque una certa, diciamo, propensione a essere più col crocifisso con l'Addolorata? No, assolutamente. Questa è una leggenda agrigentina, che c'era sempre delle diatribe tra le due confraternite. Da quando noi frequentiamo le nostre confraternite assolutamente non c'è nessun disguido e nessun problema. Confraternite che si perdono nella notte dei tempi, abbastanza... Quella nostra del 1591 è stata fondata proprio dalla sede dove siamo noi per ora, nel corretto della cattedrale, che è una chiesetta attigua alla cattedrale. È una cosa che si tramanda allora da padre in figlio, da abitanti dello stesso quartiere? Sì, abitanti, perché allora la cattedrale era il cuore della città, quindi tutto il centro storico era propenso ad andare in chiesa alla cattedrale, quindi tutto girava, la vita da Agrigento girava sul centro storico. Oltre 500 anni di storia, Don Lillo? Sì, per la confraternita del Santissimo Crocifisso. La confraternita invece della Addolorata ha qualche secolo in meno, è stata fondata il 26 marzo 1686, quindi quest'anno è il 332esimo anniversario, che peraltro devo dire festeggeremo in modo solenne, perché essendo il 26 marzo di quest'anno il primo giorno della Settimana Santa, ho convocato tutta l'Arciconfraternita insieme ai devoti, ai portatori della Dolorata, a partecipare all'Eucaristia il giorno del Lunedì Santo, proprio per un ricordo solenne della fondazione dell'Arciconfraternita. Bene, parleremo di quello che succederà allora nella Settimana Santa lì ad Agrigento. Giorgio Patti, non ti facevo così vecchio, insomma, 500 anni li porti bene, insomma, no? Vabbè, ma mi sforzo, bevo acqua Fiuggi, che vuoi? Il tuo ruolo invece nella confraternita? Allora, io attualmente da alcuni anni mi dedico alla cura dei canti, specialmente di uno che è il più conosciuto, che è A si versate lacrime. Che si canta durante tutta la processione? Sì, si canta la sera, però non solo la sera, noi iniziamo a cantarlo quando il giorno delle Palme, quando noi facciamo il giuramento noi dell'Arciconfraternita, e poi quando andiamo, in realtà la Settimana Santa, quando andiamo a trovare gli amici dell'Arciconfraternita della Addolorata. Bene, ne parleremo allora di questo percorso. Perché noi cerchiamo di trovare momenti comuni tra le due confraternite. Ecco, non di prendere strade diverse. No, e poi il nostro obiettivo è uno solo. Quindi Professore Iacono, non lo so se l'Agnello Pasquale o l'uovo di Pasqua hanno pure questa storia di secoli nella tradizione dolciaria siciliana o italiana. Il microfono, professore. Forse sono un po' più giovani, ecco, no? Sì, sono un po' più giovane. Possiamo dire che l'Agnello Pasquale, che ci conoscono tutti, ci apprezzano in tutta Italia, è l'Agnello Pasquale favarese. Molto Possiamo certificarlo che nasce a Favara? Sì, nasce a Favara. Diciamo una ricetta scritta già la possiamo documentare nel 1898. In particolar modo appartiene a una famiglia borghese, agraria, e poi è stato, diciamo, preparato per la prima volta dalle suore del collegio Maria del quartiere di Badia di Favara. L'uovo invece l'abbiamo acquisito dopo in Sicilia, no? Sì, cioè non è un dolce nostro siciliano? più nordico, noi l'abbiamo acquisito successivamente. Vedo che lei ne ha portato uno bello di uovo. Questo uovo ci ha portato, diciamo, grande soddisfazione,
perché abbiamo vinto un concorso regionale per quanto riguarda la decorazione a pittura sull'uovo, il concorso dedicato a Tino Venuti, maestro pasticcere, che Vediamo la sua arte la targa del riconoscimento. sì, la sua arte era proprio la decorazione, ed è già la seconda edizione che gli dedicano questo concorso. Beh, insomma, anche il cioccolato siciliano, abbiamo esperienza a Sì, Modena. a Modena abbiamo un di cioccolato molto grandissima- apprezzato. Di grandissima qualità. Poi parleremo allora delle fasi di lavorazione, insomma, di tutto quello che è il processo per arrivare a un ottimo agnello pasquale con le sue collaboratrici, va bene? Senz'altro. Bene, siete pronte voi ragazze, sì? Perfetto, avete studiato bene. Pasquale Palumbo, prima di essere ragioniere commercialista, confermi il discorso che Favara è la madre dell'agnello pasquale? Sì? Beh, da favarese non posso che esserne orgoglioso, quindi ci mancherebbe che io lo confermo. Questo mi pare fuori discussione, anche perché il nostro agnello pasquale è famoso un po' in tutto il mondo oramai e viene richiesto spesso. Insomma, a Favara in questo periodo ci sono tantissimi che lavorano. E poi si fa molto spesso in casa, insomma, ognuno diciamo ce lo facciamo da noi, tra di noi. Mia madre lo faceva a casa per noi, insomma, per gli amici e per i parenti, non lo facevamo per venderlo, però lo predisponeva per tutti. E quindi Non ti ho abbiamo imparato invitato come anche noi. degustatore di agnello pasquale in realtà, anche se il tuo nome è Pasquale appunto, ma per la tua attività di ragioniere commercialista un giorno ti sei svegliato e hai detto: cara sindaca, ti scrivo. Solo un accenno sul perché, cara sindaca, ti scrivo. Sì, l'accenno è questo. A Favara sono arrivati a tutti i cittadini una marea di lettere chiedendo il pagamento della Tarsum relativa all'anno 2011. È arrivato nel 2018, anche se è stato spedito nel 2017, quindi consideriamo valida, secondo la Cassazione, la spedizione del 2017, ma la Tarsum 2011 era già prescritta dopo il 31 dicembre 2016. Quindi, cara sindaca, ti scrivo. Ecco, quindi, e cara hai un po' sindaca, spiegato quali sono le tue motivazioni, credo anche supportate da dati certi questo non ci sono e da dubbi. vittorie. Non mi sarei permesso di scrivere se non avessi avuto dati. Vittorie in commissione. No, diciamo che ci sono due sentenze della Suprema Corte e la Cassazione, insomma, fa anche legge in un certo senso, che dicono a chiarissime lettere che la prescrizione è quinquennale, che decorre dal 2011 e finisce nel 2016, salvo coloro i quali avevano acquisito gli immobili dopo il 20 gennaio 2011. Bene, approfondiremo allora questo argomento, Sicuramente. che già l'abbiamo inquadrato, insomma, prescrizione, quindi non si deve pagare, bisogna vedere il perché. Dottore Di Betta, l'AIRC è una delle associazioni benemerite che conosciamo tutte, anch'io insomma sono iscritto all'AIRC, c'è tante iniziative per la ricerca contro il cancro, credo che sia una delle associazioni primordiali, insomma, quelle che spinte dal basso sono nate per prima per favorire e sovvenzionare la ricerca. È vero, l'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro è nata nel 1965, quindi sono oltre 50 anni dalla fondazione, ed è nata grazie all'idea di due persone estremamente ispirate, il professore Della Corte e il professore Umberto Veronesi, che aggregando anche alcuni uomini del mondo economico, finanziario e commerciale di Milano, hanno fondato questa associazione nell'ottobre 1965. Di ausilio, di supporto e di aiuto Ecco, all'istituzione pubblica. Ecco. Esatto, lo scopo fondamentale dell'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro è quella di sostenere e promuovere la ricerca, che la ricerca scientifica o oncologica è molto complessa, complicata e anche onerosa dal punto di vista finanziario. La nostra istituzione repubblicana non ce la fa a sostenere la ricerca perché deve occuparsi di tante altre cose. L'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro interviene sostenendo finanziariamente la ricerca oncologica per il 40%. È una cosa importante. Dai primi passi del lontano
1965, sono state fatte tante cose. Tanti progressi. Intanto i progressi scientifici, ma certo. volevo dire che il supporto è stato, a oggi credo che siano stati erogati a favore della ricerca scientifico-oncologica da parte della IRC oltre 1.200 milioni di euro, che non è poco, è importante. Tutto questo serve a sostenere i laboratori, gli scienziati, i ricercatori, ma serve anche a mettere nelle condizioni di poter perfezionarsi e di poter crescere scientificamente i giovani ricercatori, mettendo a disposizione borse di studio, nonché anche i finanziamenti dei progetti di ricerca scientifica più importanti. Certo, ricerca che vuol dire poi avere nuove conoscenze, vuol dire quindi debellare il male e vuol dire quindi permettere alle persone di vivere, no? La catena è quella, certo. Insomma. Ma i progressi diciamo che sono evidenti, perché il cancro è purtroppo una realtà dolorosa che colpisce tutte le famiglie, però secondo me il messaggio importante che deve passare che il cancro non è più una malattia incurabile, non bisogna più avere come 50 o 60 anni fa la paura di nominarlo, la paura di nominarlo. La rassegnazione di questo male oscuro. La IRC come dire, ha voluto anche squarciare il velo chiamando questa malattia col suo nome, cancro. Non bisogna averne paura, bisogna temerla, è vero, però c'è tanto da fare per poter combatterla adeguatamente. Bene, poi parleremo delle iniziative che voi durante il corso dell'anno fate. Ritorniamo allora al nostro agnello pasquale, professore Iacono Manno. Abbiamo lì insomma tutto l'occorrente dalla materia prima ancora grezza a poi a quella che sarà la lavorazione. Vogliamo un po' svelare questa ricetta? Ecco. Allora, la particolarità dell'agnello pasquale favarese sta nell'utilizzo della pasta reale di mandorla e quella di pistacchio, che proprio... Allora, partiamo allora dall'elemento base, la mandorla, ecco, credo che l'avete già portata. Sì, la mandorla l'abbiamo portata proprio grezza, direttamente. poi sgusciata lascia così che arriva la telecamera, ecco, a favore di, inclinala un pochettino, benissimo, queste sono le mandorle grezze, sì, col guscio, che diventano, va bene così, diventano poi mandorle... Poi quando vengono schiacciate si ottengono le mandorle con i tegumenti e poi successivamente poi diventa mandorla bianca, ecco, mandorla bianca che va sbianchita in acqua e spellata e otteniamo la mandorla bianca. La mandorla bianca che diventa poi pasta? Diventa farina di mandorla, lavorandola con una raffinatrice, due rulle che la schiacciano. La percentuale assieme. Con lo zucchero? Allora, proprio questo è importantissimo, perché dico che forse in tutta la Sicilia la vera pasta reale ce l'abbiamo da noi, in quanto abbiamo una percentuale di zucchero bassissima e la proporzione tipo per un chilo di mandorla mettiamo 700 grammi di zucchero, mentre in altre province della Sicilia come Palermo, Catania, per un chilo di farina di mandorla arrivano a mettere anche 2,5 kg di zucchero. E quindi la mandorla si perde, non esiste più la mandorla. L'elemento più pregiato e anche quello più visibile poi è il pistacchio. Il pistacchio, il re della frutta secca siciliana. Ma è tutto siciliano? Questo di qua è proprio locale, è il pistacchio di Raffatale che gli stanno dando la DOP. Perché ha delle caratteristiche organolettiche non ha niente da eccellenti. Invidiare a quello di Avola, insomma, che forse è più conosciuto, no? No, è proprio di Bronte, scusa, di Bronte. Diciamo che il nostro pistacchio è anche superiore a quello di Bronte, sì, perché diciamo il pH diciamo subalcalino dei terreni non permette l'assorbimento dei sali minerali e quindi risulta più dolce, e in pasticceria è il massimo, il pistacchio, diciamo, col guscio, poi quello senza guscio, anche questo diventa farina e quindi pasta. Sì, esatto. E poi va a abbiamo la pasta, il cuore, chiamata pasta reale, in onore, diciamo, durante il dominio dei Normanni in Sicilia,
in onore di Ruggero II, nei conventi palermitani che custodivano i segreti della pasticceria arabo-sicola, È diventata reale. hanno preparato questo dolce in suo onore, quindi pasta reale. Effettivamente diciamo, è la frutta di carne, diciamo, più pregiata. Abbiamo tutti gli ingredienti e poi adesso le nostre 4 chef, chef non lo sono, ma lo diventeranno. Ma io dico che già sono sulla buona strada. si sono messi già in discussione. sono sulla buona bravissime. strada. Poi lo prepareranno. Bene, Sì. ritorniamo alla Pasqua religiosa. Don Lillo diceva sicuramente il momento più importante della cristianità, vissuto intensamente da tutti anche per quelle che sono le tradizioni, ecco, chiamiamole così, folcloriche popolari. Ecco. E dal punto di vista della tradizione, questi aspetti esteriori della processione sono abbastanza movimentati e quindi anche frequentati da una gran parte della popolazione. Dal punto di vista della partecipazione o dell'emozione interiore, del vero assorbimento della fede, questo non lo so. Certo. Mi auguro, Ognuno di noi ha una propria mi auguro e interiorità. spero proprio che avvenga per ognuno di noi la capacità, l'opportunità di convertirsi al Vangelo, quindi alla Pasqua, perché convertirsi al Vangelo significa entrare nell'orizzonte del Signore Gesù. Diciamo che l'orace finale inizia con la Domenica delle Palme. Premettiamo che ad Agrigento il venerdì precedente la Domenica delle Palme la comunità ecclesiale della città si riunisce per la consueta Via Crucis cittadina. Anche quest'anno sarà celebrata il giorno 23 di marzo alle ore 21 con partenza da Porta di Ponte e attraverso la Via Atenea poi arriveremo davanti la chiesa di San Domenico con accanto il palazzo del municipio dove il nostro arcivescovo rivolgerà un suo messaggio alla cittadinanza. E poi la Domenica delle Palme, che certamente è celebrata in quasi tutte le parrocchie della comunità ecclesiale di Agrigento, ma l'evento centrale è attorno al Vescovo e quest'anno le due confraternite, come già negli altri anni passati, e l'unità pastorale del centro storico di Agrigento con a capo la cattedrale, la parrocchia Santa Maria degli Angeli e la parrocchia di San Michele, ci riuniremo insieme per la benedizione delle palme e degli olivi e la processione verso la chiesa di Sant'Alfonso, dove il nostro Vescovo celebrerà il solenne pontificale delle palme al ricordo dell'entrata di Gesù a Gerusalemme. Per quanto riguarda invece l'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso, il vostro essere è finalizzato esclusivamente alla settimana di Pasqua o anche durante il corso dell'anno, insomma, le vostre azioni sono evidenti e tangibili? Lo chiedo al Superiore. No, oltre al culmine, perché il culmine nostro e il culmine è sempre la settimana santa, quindi tutto si gira attorno alla settimana santa, però noi tutto l'anno facciamo un corso di formazione verso i nostri confratelli, quindi il nostro padre spirituale Don Giuseppe Pondillo, che è anche parroco della cattedrale, si segue a noi durante l'anno, quindi fa ogni mese un corso di formazione che spiega la parola di Dio, si spiega la Bibbia, si spiega come si passa, per dire, insomma, che i non è salmi, soltanto folklore e tradizione, ma anche assolutamente, interiorità e religione. Noi ci arricchisce più l'anima in queste cose che più dell'esteriorità della processione. La processione serve per far avvicinare la gente alla fede cristiana. E parliamo proprio della processione. Qual è per voi dell'Arciconfraternita il momento clou, insomma, quello più importante? Come diceva Don Lillo, si parte la mattina alle 9 dal Coreto, alla cattedrale, esce Gesù appassionato, sembra a spalla dei portatori, ed esce per le vie cittadine sempre del centro storico, scende per la via Santa Croce, dall'ex chiesa Santa Croce, arriva davanti, c'è l'incontro alle 10 davanti al Santuario della Dolorata. È un momento molto suggestivo l'incontro dalla Dolorata con Gesù appassionato, c'è Don Lillo che farà una breve omelia, sarà pure un canto,
ci saranno, è proprio la cittadinanza lo aspetta questo incontro. La confraternita è formata da tante persone? Per ora siamo un 300, su 300 partecipanti. Ma 300 attivi o 300 numerici così iscritti? Ecco. Si vede dalle file, si vede pure dalle file della processione che sta vedendo. Noi parliamo di 11 anni fa, parliamo di questa processione dove ci sono queste immagini. Infatti ora l'abbiamo modificata, pure il Gesù appassionato, non ci sono più queste candele di davanti, queste gialle, tutto aperto proprio Gesù viene ad abbracciare la gente. Dicevi del canto e qui subentra Giorgio Patti, sì. Allora Giorgio, una preparazione insomma perché noi... Si versate lacrime forse è diciamo, il momento più Si versate lacrime è un canto intenso. che è cantato in realtà in tutta la Sicilia. È cantato in tutta la Sicilia, è stato musicato e diciamo anche registrato da un nostro conterraneo che è il maestro, cioè il dottore Di Stefano, un medico che è di Raffarale, poi si è trasferito ad Aragona, tant'è che anche ad Aragona fanno questo canto, diciamo arrangiato un poco diversamente, però il canto è quello. Questo medico proveniente da Raffarale, trapiantato ad Aragona, ha musicato questo canto. Il testo ho trovato dei manoscritti che lo assegnano a un giudice Pinto di Siracusa, però sono sempre cose, diciamo, col passaparola, non c'è niente di storico. La mia idea è che è come Vittina Crozza, cioè è stato registrato da quella persona, però era un canto già popolare, conosciuto, e noi ci contraddistingue questo canto, l'abbiamo fatto nostro da moltissimi anni. Io ero piccolo, mio padre mi portò in arcicombattente, io e mio fratello, perché da noi è anche, come dicevi tu, una tradizione famiglia che si continua, e avevo sempre questa cosa che il canto lo sentivo diciamo, non perfetto. Io sono appassionato di musica, quindi avevo sempre questa situazione di ma perché si canta così male? E sei andato a studiarlo allora? Ho studiato, ho approfondito, poi ho avuto l'opportunità quando sono cresciuto di fare sentire, diciamo, la mia voce, l'abbiamo arrangiato per così come è ora, dando una pausa musicale prima del finale, curando meglio il clarinetto, e diciamo che moltissima gente si avvicina al momento dei canti, sono delle stazioni già, diciamo, un po' segnate. Più emozionante, insomma. Sì, è molto emozionante perché poi c'è l'immagine del simulacro di Gesù che fa anche, cioè noi facciamo da contorno a tutta la situazione della serata. E diciamo che il canto più bello forse è quello quando a fine omelia dell'arcivescovo a Piazza Municipio cantiamo prima noi, canta poi l'altra arcicombattente, che c'è un altro canto che si chiama Dove vai Madonna mia, perché in pratica noi camminiamo di pari passo le due confraternite. Il primo cantiamo noi, subito allo stesso punto poi cantano i Anche tu fratelli. mi confermi che non c'è rivalità, insomma? No, allora guarda, onestamente quando ero piccolo c'era qualcosa, però erano stupidaggini. Cose singole, Poi non come assolutamente. noi giovani dell'epoca abbiamo iniziato, forse Don Lillo se lo ricorderà, una volta era il Giovedì Santo e abbiamo deciso di scendere a salutare la Madonna Adorata. E siamo scesi all'epoca Santa Croce, forse molti non lo sapranno, Santa Croce Adorata era chiusa e si celebrava a Santa Croce. Siamo scesi tipo Blitz. Un gruppo di confratelli da San Gerlano, siamo scesi, siamo entrati mentre c'era la funzione, c'era la predica del parroco, all'epoca non mi ricordo se era Padre Pirrera. Siamo entrati, infatti c'è stato un momento, arriva, e invece era l'omaggio, è stato lì diciamo, la rottura del ghiaccio, e poi questa cosa si è ripetuta, e ogni giovedì invito tutti, con l'occasione, a venirci a sentire le parole del vescovo, di Don Lillo, perché quella sera, cioè quel Giovedì Santo, dopo le parole dell'arcivescovo, noi canteremo per la prima volta i due canti. Bene. Sicuramente un momento importante. E a proposito di canto, conosciamo adesso, anzi riconosciamo Sara Vivone, è stata ospite anche in altre occasioni qui a Target. No, va bene questo Pasquale, sì, va bene questo. Qui a Target. Sara, cos'è cambiato da allora adesso? Qualche mese in più, insomma. In realtà niente. In pratica ho iniziato a cantare seriamente 2 anni fa all'Accademia Palladium con gli Aminio,
E con lei ho fatto molte esperienze, tra cui lo spettacolo al Teatro Pirandello e la Mimosa d'Oro, che è stata un'esperienza bellissima. Non lo dire a me. Di fronte a 2000 persone, un'emozione grandissima, proprio magico. E poi ho fatto un concorso a Sommatino, dove ho vinto il secondo premio. E insomma adesso farò un altro concorso e nel mentre si studia, no? Certo, sì, bisogna sì, certo. perfezionare la voce e tutto. E fuori canto invece che cosa fai? Studio al liceo scientifico. Bene, cosa ci fai sentire come prima canzone? I Fegacci di Alicia Keys. Bene, conquista allora il centro del nostro studio a Target per voi Sara Vivona. Some people live for their fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical thing define words within. I've been there before. The tale lives above, so far of the superficial. Some people want it all, but I don't want it at all. If it you, baby, if I got you, baby. Some people would tamarind, some just want everything, but everything is nothing if I got you, yeah. Some people search for their fortune, promises forever young. Some people need the doesn't try, yeah. This the only way to prove you love them. Hand me the world on a super platter, and what you want to be. No one shared, but no one who truly cares for me. Some people want it all, but I don't want it at all. If it you, baby, if I got you, baby. Some people would tamarind, so just want everything, but everything is nothing if I got you. Some people want it all, but I don't want it at all. If it you, baby, if I got you, baby. Some people would tamarind, some just want everything, but everything is nothing if I got you, yeah. If I got you with me, baby, oh, so nothing in this world what you don't mean a thing. If I got you with me, baby. Brava veramente, brava Sara.
Allora, professore Antonello, abbiamo detto che non sono chef, insomma, ma poco ci manca, nel senso che sono sulla buona strada, seguendo i consigli vostri dell'istituto, anzi salutiamo la dirigente, la dottoressa Casà, insomma, che ci ha consentito di avervi presente. So che due delle ragazze che sono qui presenti già hanno ottenuto qualcosa di tangibile, insomma, si sono messe in mostra addirittura a livello nazionale. Sì, sì. Hanno partecipato al campionato nazionale della cucina italiana, in particolar modo ragazzi con teste speciali. Credo dovremmo avere anche delle immagini in supporto di questa... Prego, professore, puoi continuare? Sì. Sì, e hanno fatto una preparazione abbastanza complessa. Spieghiamo che cos'è questo contest, è una gara, dicevamo. È una gara, sì, è una gara dove in poco tempo, nell'arco di 45 minuti, devono confezionare un piatto che può essere composto da diversi elementi, come hanno fatto le ragazze. Hanno fatto un piatto abbastanza elaborato, però promuovendo sempre diciamo, i prodotti del nostro territorio, come l'arancia riberella, la frutta secca, quindi il pistacchio del Raffadale, il finocchietto di montagna selvatico. Proprio i piatti che hanno preparato, questo è il piatto proprio che hanno preparato. In 45 minuti hanno confezionato questo antipasto chiamato tecnicamente starter per un piatto gelatinato e 4 porzioni da fare assaggiare alla giuria. C'era Martina, sì? C'era Martina e Asia. Puoi passare il microfono a Martina, vediamo, sì. Ci dà un po' la sua impressione. Com'è andata? Bene, sì, un po' emozionata. È stata una bella esperienza. Ci siamo divertite soprattutto prima di gareggiare ed è stato anche un modo per confrontarsi con altri ragazzi a livello ovviamente nazionale, che è una cosa molto importante alla nostra età. Il piatto lo hai scelto tu o su suggerimento anche del professore? Con l'aiuto del professore indicati, soprattutto, perché ci sono diciamo delle regole che si devono rispettare a livello di peso, quantità e tutto il resto. Asia non è nuova a queste vittorie, è vero Asia? Oltre a vincere nello sport, vince anche in cucina. Praticamente sì, perché è stata veramente una bella esperienza con tutti, con il professore Antonello Iaconomanno. Veramente è stata una cosa, esperienza molto importante. Ma oltre a cucinare tu mangi pure? Mangi pure, dico, le cose che cucini tu? Sì, mangiamo, prima cuciniamo e mangiamo, ma non si buttano le cose. Non si buttano, sicuramente. Bene, brave, poi vi vedremo all'opera per l'Agnello Pasquale. Ritorniamo a lei, le do del lei a questo punto, ragioniere commercialista, perché ha sentito l'esigenza, come dicevamo, di dire cara sindaca, cara amministrazione, c'è qualcosa che non va e i cittadini di Favara stanno avendo molte difficoltà, per non dire fastidi. Non sono solo i cittadini che hanno avuto difficoltà e fastidi, siamo noi con gli studi, i padronati e tutti quanti. Io cercherò di essere brevissimo e conciso, spero di essere chiaro. Il problema è partito da AIPA. AIPA era la società che gestiva i tributi del comune di Favara. A un certo momento c'è stata una lite, il precedente sindaco ha rescisso il contratto e quindi AIPA ha restituito tutti gli archivi che aveva. Gli archivi erano completamente sballati, non c'era una cosa chiara. Il comune di Favara chiaramente non poteva avere il tempo di ricostruire tutto, però nemmeno poteva inviare tutto così com'era. Quindi cosa ha fatto? Ha inviato a tutti. Una volta si diceva a sacco d'ossa. Ecco, a sacco d'ossa, perfetto. Qualcuno ha detto in un altro modo in pieno consiglio comunale, ma tralasciamo quello che è stato detto. E sostanzialmente ha inviato a quasi tutti da pagare. Chi ha le ricevute va e con le ricevute annullano ovviamente l'avviso di accertamento. Chi non ha le ricevute teoricamente dovrebbe pagare. La barzelletta è chi ha pagato e non trova più le ricevute, perché dopo 5-6 anni non è che tutti sono così bravi da conservare, me compreso che non conservo mai niente, avrebbe dovuto pagare una seconda volta. La cosa che però mi ha fatto un po' arrabbiare è questo: nel 2011, abbiamo già chiarito un attimo prima,
chi possedeva gli immobili prima del 20 gennaio non poteva essere più accertato dopo il 31 dicembre 2016. Il Comune di Favara fa una delibera nel 2017 a settembre, mi pare, l'8 settembre, non mi ricordo il giorno preciso, e affida alla SRR Ato, la nuova Ato che è stata costituita a Agrigento Est, l'incarico di riscuotere queste somme. L'Ato cosa fa? Dice a tutti: nessuno di voi ha presentato la denuncia per la spazzatura, certo, l'autodenuncia, quindi siete tutti quanti accertabili. Scusate, dove è scritto che nessuno ha presentato? E tutti quelli che hanno pagato negli anni precedenti, cioè non c'è stato un solo accertamento, è stato fatto tutto così, come dicevi bene prima, a sacco d'ossa, mandato a tutti e inviato a tutti. Allora io ho detto: sindaca, scusami, siccome è prescritto, ci sono 2 sentenze della Corte di Cassazione che dicono con una chiarezza estrema che sono prescritti, abbia un atto di coraggio, non intasare, perché noi abbiamo già purtroppo gli studi intasati con una scadenza a settimana, perché gli ultimi governi ce ne hanno combinate di cotte e di crude. Ti interrompo un attimo, perché la lettera aperta non è una interlocuzione tra il commercialista e la dirigente o la prima cittadina? Perché io ho scritto perché ho perduto la pazienza e perché è chiarissima la cosa, non ho problemi a discutere con la sindaca o col presidente del lato o con chi dal lato mi ha risposto, non a me, ha risposto a chi avevamo fatto inizialmente la richiesta di autotutela, cioè vedete che è sbagliato, annullate. La risposta del lato è: lasciamo perdere, perché considerazioni non ne posso fare visto che sono assenti. Però mi rispondono e mi dicono: non è vero, non è prescritto, perché fino a quando non si fa l'autodenuncia è accertabile l'anno per la denuncia. Il tutto nasce da questo fatto, e chiudo. La legge dice che l'autodenuncia va fatta entro il 20 gennaio successivo, non entro il 20 gennaio dell'anno successivo. E la Cassazione lo chiarisce e dice che è successivo, e dice la Cassazione fino al 19 gennaio vale l'anno in corso. L'Ato invece dice no, 20 gennaio dell'anno successivo, e quindi mi dice no, per me è tutto regolare, è tutto giusto. A quel punto cosa resta da fare? Ricorso alla commissione tributaria. Sono già state discusse alcune di queste ricorsi? No, perché i ricorsi li stiamo presentando tutti adesso, quindi ci vorrà un po' di tempo prima che la commissione tributaria fissi l'udienza. E poi c'è stata anche un'altra cosa a Favara, ne abbiamo discusso e parlato anche noi nel giornale, insomma in tutte le salse, delle persone che alle 2 di notte andavano a fare la fila al lato per essere ricevuti, insomma. E qualcuno con la scadenza 60 giorni canonica dell'atto giudiziario veniva prenotato per il marzo del 2019, cioè dopo un anno e un mese, quindi diciamo che... ma ancora si continua con questa cosa, capito? Perché poi lì tralasciamo che la gente alle 2:30, alle 3 di notte deve andare a fare la fila, perché siccome gli impiegati erano pochi, più di 50 pratiche al giorno non potevano fare, ne avranno mandati 8.000, 5.000, adesso non ricordo il numero perché sono tantissimi. 8.230. Ah, ecco, tu le sai. L'ho scritto. E tutto questo ovviamente ha creato un caos che non finisce più. Il problema fondamentale qual è? Che ci vuole qualcuno che abbia il coraggio di dire abbiamo sbagliato. Ho chiesto questo alla sindaca. Diciamo che siccome nessuno è perfetto, tutti possiamo sbagliare, ammettiamo che c'è stato un errore, annulliamo tutto d'ufficio e chiudiamola qui. Perché? Perché, come ho detto nella premessa della lettera, è vero che noi cittadini siamo obbligati a rispettare la legge, lo Stato fa bene a multarmi se io parcheggio in doppia fila, se anche dall'altra parte. Ma lo Stato deve essere prima di me quello a rispettare la legge, parlo dello Stato come degli enti, ovviamente come comuni, provincia, regioni e così via. Non è possibile che noi veniamo vessati per un orrore commesso dal comune e lato che insiste, che assolutamente ha perfettamente ragione. È stato fatto completo un incontro a TVS Favara con l'assessora e con un sindacato, con un avvocato. All'assessore non gliene frega più di tanto. Ho detto: chi è che dice di non pagare faccia ricorso alla sì, faccia ricorso e la chiudiamo lì. Il problema del ricorso, perdonami, è che ci vuole almeno 30 euro di marca più una raccomandata che è 7 euro e sono già arrotondate a 40 euro. I soldi al commercialista si devono dare? Sì, giocano anche su questo. Se tu ti fai pagare un ricorso normalmente parti da 200-250 euro, quindi se devi pagare 200 che fai? Vai a pagare ma è il principio che deve valere. Ti chiedo nel prossimo intervento di essere veggente per cercare di capire
o se hai capito come andrà a finire, ce lo dirai dopo. Sì. Però, va bene? Ritorniamo all'Airchi. Dicevamo nel corso di tutto l'anno delle iniziative, oltre che naturalmente di ricerca e di finanziamento, ma anche di promozione, di conoscenza, di parlare con gli studenti, di andare nelle scuole. Dottore Di Betta. È una delle attività, diciamo, prevalenti delle singole delegazioni, quella agrigentina. Fa questo, promuove moltissimi incontri con le scuole, intanto perché c'è un protocollo di intesa tra il MIUR, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, e l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, e quindi i volontari ci rechiamo in tutte le scuole di ogni ordine e grado per fare delle conversazioni. No, prego. Per fare delle conversazioni, perché bisogna lavorare molto sui giovani, sui più giovani. Qualcuno dice che la ricerca è per definizione giovane, bisogna sapere riuscire a interessare e coinvolgere, perché poi i più giovani, soprattutto i ragazzini, diventano promotori di educazione nei confronti degli adulti, questa è una cosa importante. Allora, nel corso delle conversazioni si parla naturalmente di cancro, si parla soprattutto di stili di vita, perché l'attuazione di buoni stili di vita, uno degli slogan che noi usiamo è la ricerca fa il suo mestiere dal punto di vista scientifico, però ognuno di noi può fare la sua parte promuovendo e attuando buoni stili di vita, che, volendo poi sintetizzare in poche battute, sono come dire, eliminare quelli che sono i fattori di rischio. Fattori di rischio è una parola molto, molto concreta. Scommetto che l'alimentazione sta all'apice? Mi permetta di dire, prima dell'alimentazione bisogna dire dei no netti, innanzitutto al fumo. Il fumo, il cancro del polmone è ancora percentualmente statisticamente più elevato, più frequente. Quindi bisogna dire no al fumo, perché è qualcosa che condiziona in maniera pesantissima l'insorgere di una neoplasia. Bisogna dire no all'alcol, questo è un messaggio importante da dare ai giovani e ai ragazzi, perché l'alcol non solo crea dipendenza, ed è una delle dipendenze, diciamo, più difficili da annullare, ma l'alcol promuove anche, può indurre l'insorgenza del cancro in tanti organi, in tanti apparati del nostro organismo. Bisogna poi promuovere tra i buoni stili di vita, lei parlava dell'alimentazione, certamente, ma accanto all'alimentazione anche lo sport, il movimento. Allora, per quanto riguarda l'alimentazione, per noi dovrebbe essere facile, perché la dieta mediterranea, tanto decantata ma tanto valorosa, tanto importante, da noi dovrebbe essere di casa. I nostri nonni e i nostri bisnonni, che attuavano la dieta mediterranea in una maniera straordinaria, non avevano tanti problemi che invece ci ritroviamo noi. Dieta mediterranea significa anche assecondare quindi largo uso di verdure, largo uso di cereali, largo uso di frutta, poca carne, soprattutto carne rossa. Se sono a chilometro zero è ancora meglio. Se è a chilometro zero, e vorrei aggiungere anche alimenti che siano di stagione, perché ogni stagione ha la sua peculiarità, ogni tipo di verdura o di frutta ha la sua stagione. Ma tra l'altro voglio dire, a proposito dell'alimentazione, Madre Natura manda dei messaggi che sono straordinari attraverso i colori. Tutto quello che è molto colorato, il verde, il giallo, il rosso dei pomodori, il giallo dei peperoni, insomma questi messaggi visivi Madre Natura ce li invia per invogliarci, per attirarci, e bisogna farne largo uso. Accanto a questo dicevamo pure che bisogna fare una vita, bisogna eliminare tutto quello che significa vita sedentaria. Il movimento è una cosa importantissima, l'attività fisica non solo permette di bruciare zuccheri e grassi in eccesso, voglio anche ricordare che l'obesità è
una emergenza dei nostri tempi, il sovrappeso e l'obesità, e si vede non solo nei quadri di Botero, ma si vede nei ragazzini, nei bambini, nei ragazzini che sono già obesi e lo resteranno per tutta la vita. Il movimento è straordinario, è un mezzo importante, bisogna fare attività fisica e perché no, bisogna fare lo sport, anche se non si arriva ai livelli agonistici, ma lo sport, e già la scuola dovrebbe avviare alla pratica sportiva nelle palestre scolastiche, lo sport poi fatto fuori. Lei è un medico, quindi non dico niente di nuovo se affermo che il corpo umano è una macchina e come tale deve essere sempre in movimento, altrimenti arrugginisce tutto. Mi permetto di ricordare quello che mi disse una volta, molti anni fa, una carissima amica che era stata colpita dalla poliomielite e condannata a vita a stare su una sedia a rotelle. Lei si stupiva, dice: ma voi avete dei muscoli buoni, tonici, forti, usate le gambe perché è qualcosa che ci è messo a disposizione di madre natura e dobbiamo assecondare. Bene, ritorniamo alla settimana santa, Don Lillo. Ci eravamo fermati a Pasqua, l'altro passo, alla Domenica delle Palme, l'altro passo è il Giovedì Santo, no? Quando c'è questa tradizione di fare il giro per le chiese, nella preghiera. Il Giovedì Santo la sera innanzitutto ci si riunisce, siamo convocati in assemblea eucaristica per celebrare la cena del Signore, quindi il ricordo dell'istituzione del sacramento dell'Eucaristia e il ricordo anche dell'istituzione del sacramento dell'ordine, con il comandamento nuovo che è quello della carità. Poi in tutte le chiese si fanno gli altari della reposizione, perché il giorno dopo, il Venerdì Santo, e il giorno susseguente ancora, il Sabato Santo, la Chiesa per un'antichissima tradizione non celebra l'Eucaristia, quindi il corpo di Gesù, il Santissimo Sacramento, viene conservato e c'è questo movimento di visita, di adorazione. Ecco, la gente visita le chiese e va a fare una preghiera, in alcune chiese parrocchiali anche ci si ferma in maniera prolungata per l'adorazione eucaristica fino alla mezzanotte. E poi c'è il Venerdì Santo con la processione, l'incontro tra Gesù appassionato, l'immagine di Gesù appassionato e l'immagine della Madonna Addolorata si incontrano. Sì, ecco, abbiamo visto già dalle immagini, scusa se vado Arturo, ecco, volevo non imballare la telecamera, scusatemi, in regia abbiamo l'immagine di Gesù con la sua croce. Ecco. Quindi la processione poi prosegue. Sì, ok. Sì. Ecco qua. Abbiamo tutto. Poi la processione prosegue per tutta la via Garibaldi, la via Atenea. Ecco, si sale dalla via Porcelli, via San Gerolamo, si arriva quindi alla chiesa di Sant'Alfonso dove c'è la crocifissione. Superiore, una marea di persone a seguire questi riti santi. I fedeli l'aspettano, sia il passaggio sia andare in processione. Io ricordo da piccolino che i bambini si vestivano da Gesù appassionato o dalla Madonnina. Vi ricordo anche una bellissima tradizione, le donne adulte scalze, tutte con le cere in mano accese, e davano in processione sempre davanti alla processione. Quindi una marea di persone scalze che ricordavano questa passione di Gesù, quindi questo dolore, questo andare appresso a Gesù, quindi sentire le stesse sensazioni in processione. C'è sicuramente molta interiorità per chi decide di far parte anche della confraternita. Dicevamo che i due simulacri vengono portati a spalla, quindi c'è un'alternanza dei portatori per tutto il periodo Abbiamo da circa 4-5 anni. Proprio i portatori sono proprio anche comprati, oltre alle persone che le vogliono portare, che non diciamo a nessuno che ha la promessa di portare Gesù o la Madonnina, di avvicinarsi e quindi portare pure questo peso abbastanza grande, abbastanza pesante, e quindi fare la processione addosso, quindi una penitenza più che altro proprio pesantissima. Sono simulacri, le vare, le batterie, tutti i fiori,
abbastanza, non dico pesantissima, ma pesante. E quindi l'esteriorità, a volte magari la partecipazione forse troppo forte va al di là di quella che chiede la religione, insomma, o comunque può camminare di pari passo, Don Lillo? Innanzitutto bisogna avere un cuore ben disposto per vivere questi momenti, poi anche la partecipazione esteriore, anche della propria vita, del proprio corpo, contribuiscono a rendere certamente effettiva tutto quanto. Infatti noi indossiamo un usaio proprio per fare capire alla gente che è una penitenza, un usaio nero proprio tramandato nei secoli, tutto nero, con una mozzetta nera, con la croce, la corona di spine. Poi abbiamo un distintivo, questo si può inquadrare, questo di qua è un po' insomma, più difficile da inquadrarlo, ci proveremo. È in versione piccola questa. Abbiamo un gorro della Passia, proprio si chiama Gesù Passio, e noi questa divisa che portiamo con il crocifisso mettiamo pure il distintivo del cuore di Gesù, che ce l'ha proprio dato come passionista il nostro arcivescovo allora Peruzzo. Ecco, la stiamo inquadrando. Perfetto. Il nostro Peruzzo ci ha detto che lui era passionista, ha dato come onorificenza alla nostra confraterna di portare pure questo come passionista di Gesù, visto proprio la nostra fede della nostra arciconfraternita. Si arriva naturalmente alla deposizione, alla processione quella serale naturalmente con il Gesù morto dentro l'urna. E la Vergine Maria Addolorata che lo segue, poi la processione... A Favara termina con la cosiddetta spartenza, no? Sì, cioè il simulacro che va in una chiesa di Gesù e quello della Madonna in un'altra chiesa. Di fatto anche ad Agrigento è così, e questo per un'antichissima tradizione. Però è importante sottolineare che prima che avvenga questa cosiddetta spartenza, la chiamiamo ancora così, davanti alla chiesa di San Domenico, poco fa sono passate anche delle immagini, l'arcivescovo rivolge il messaggio alla città, alla diocesi intera, ecco, e quindi poi darà anche la sua benedizione augurando la buona Pasqua a tutti i fedeli. Bene, l'ultimo passaggio tra un po' per la Pasqua, insomma, Eppure abbiamo un concerto proprio organizzato per la passione, per la settimana santa, è un concerto che si farà a Purgatorio, chiesa ex Purgatorio, San Lorenzo, via Atenea, sabato prima delle Palme. E c'è il maestro Mangione, che è il nostro maestro che fa la banda musicale dietro il Redentore, compreso il coro Santa Cecilia. È organizzata sempre dal nostro padre spirituale Don Giuseppe Pondirlo. È sicuramente un momento molto importante, sì, tra religione e anche cultura musicale. Passione, proprio la banda seguirà dei brani proprio che seguono poi durante la processione. Bene, spostiamoci allora dall'altra parte. Arturo, adesso ti voglio bello e pimpante perché le nostre 4 chef saranno all'opera. Professore Diacono Manno, allora, come iniziamo? Bisogna munirsi della diapositiva in gesso, quella che hanno a disposizione i ragazzi, mettere della pellicola, visto che essendo di gesso la dobbiamo proteggere a livello di igiene, e si vanno a foderare i 2 gusce. Questa è una tecnica. Ecco, aspetta che stiamo arrivando con la telecamera, pure così vediamo le immagini che... Poi si possono usare anche altre tecniche, quelle di andare a mettere il seme già direttamente dentro la pasta reale di mandorla, quella di pistacchio, e poi si va a usare il calco per dare la forma. Quindi adesso la ragazza sta mettendo la pasta di reale di mandorla dentro il calco che è stato prima, diciamo così, coperto dalla pellicola per una questione di igiene, anche per non farla attaccare pure, insomma. Oltre per non farla attaccare, principalmente per un discorso di igiene, perché per non farla attaccare ci sono altre tecniche. La sta modellando, la sta pressando per farla aderire alla forma. Farla aderire e creare una cavità dove... Ma se mette metà da una parte e metà dall'altra? Sì, fa metà da una parte e metà dall'altra. Questa è una tecnica, poi ce n'è un'altra dove, come stavo dicendo poco fa, si possono assemblare pasta reale di mandorla e di pistacchio al di fuori della forma, e poi si mettono all'interno della forma. E ognuno, insomma, secondo quello che è la sua tradizione, il suo stile di lavorare. Ecco, benissimo. Allora,
abbiamo già inserito già un guscio è stato in una parte. Metteremo, Ora, ecco qua, togliamo questo, benissimo. Abbiamo la seconda metà. sì, ora nel frattempo la ragazza va togliendo la pasta che c'è in eccesso, che fuoriesce dalla forma. Terminato questo passaggio, Come state vedendo, insomma, proprio nel dettaglio, nei particolari, grazie alla regia, sta fornendo proprio tutto quello che è la lavorazione delle ragazze dell'Istituto Gallo sotto la direzione del professore Iacono Manno, e quindi stanno assemblando e poi metteranno dentro. adesso prendono Ecco qua il verde del pistacchio, il seme, l'interno, il cuore, diciamo, dell'agnello pasquale, che è tipico quello favarese, perché ci sono anche altri modi di fare l'agnello, ma quello che ci distingue è la particolarità del pistacchio all'interno. Una volta, quando Don Lillo ho detto che avrei portato, ero invitato, avevo portato l'agnello pasquale, non mi hanno fatto trovare il secondo, no? Dice, lo porti tu, credevano che fosse l'agnello, ecco, di carne e non l'agnello di dolce, quello con le patate. Da voi invece, Giorgio, la tradizione dolciaria agrigentina cos'è? L'agnello pasquale, la cassata? Cassata. Vabbè, io comunque quando ero piccolo anche se si andavano a prendere dolci da Santo Spirito. C'erano le conchiglie, sempre la stessa tecnica, la pasta di mandorla. Io mi ricordo non plus ultra erano le conchiglie di Santo Spirito, delle monache, che ancora fanno, e hanno aperto un negozio in via Atenea per avvicinarsi di più alla gente. La scienza dell'air che cosa dice, professore Di Betta? Possiamo mangiarla questo dolce, oppure dobbiamo un po' stare attenti allo zucchero? Il professore dice che ne mette poco zucchero, è quindi troppo buono per ignorarlo. E tuttavia voglio dire che... Mentre stiamo seguendo la lavorazione, fai bene così, regia, grazie per continuare nelle immagini lì, prego. Stavo dicendo che in fondo il segreto della vita è la moderazione, non certo. rinunciare mai a nulla, ma come dire, responsabilmente, quindi mangiare di tutto, però poi magari regolarsi nel cercare di essere moderati. Stanno prestando le due metà del calco per farla aderire, insomma, e per fare... Brave ragazzi. Ci siamo quasi, professore? Sì, ci siamo quasi. Ora ecco qua, vanno ad aprire. È il momento cruciale per vedere se in realtà c'è l'agnello dentro. Ecco qua, questa è la parte posteriore. Togliamo la pellicola, come dicevamo. Perfetto. Inizio a gustarlo già solo con gli occhi. Abbiamo tolto anche la parte anteriore e ora vanno e poi ci sarà la rifinitura. La rifinitura, vanno ad aggiustare mentre allora le ragazze faranno la lana, continuano a lavorare. Noi ritorniamo alla musica e ritorniamo con Sara Vivona. Sara, dicevamo, continui a studiare naturalmente, a perfezionare la tua voce, il tuo canto. Da qui, insomma, a quest'estate ci sono delle altre cose da fare, degli esami da superare, dei test da rincorrere, che cosa? Allora, parteciperò adesso a un concorso al teatro del mio paese e mi sono iscritta anche ad uno stage dove canteremo, balleremo anche teatro, quindi reciteremo anche. Lo stai allargando un po' allora, insomma. Sì. Quindi voce, ballo, recitazione, perfetto. Ci deve cantare qualcos'altro? Sì, cosa ci proponi? Giudizi universali di Samuele Bersani. Ok, ancora per te allora il centro del nostro studio, mentre le nostre ragazze continuano la lavorazione dell'agnello pasquale. Sara Vivona. Cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate.
Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione e lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità. Ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno 2 o 3 volte i piedi come sulle aiuole. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro il serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di 1000 riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Vuoti di memoria, non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare, ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione e lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di cielo sotto i piedi. Adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Come Mastroianni anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà e non c'è niente che mi sposti o vento che mi sposterà. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di 1000 riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più, e non ci sei. Brava Sara. Le nostre pasti chef, si dice così, professore? Pasti chef, bene, stanno continuando a lavorare e fra un po' avremo il prodotto finito. Mentre vi dico che poi alla fine, no, quando saluteremo i nostri telespettatori, non è che voi potete farlo con grazie, buonasera, arrivederci, no, dovete darmi un pensiero, un buon proposito, una frase, una citazione, insomma un qualcosa che ci caratterizzi, ma che comunque deve essere positiva, perché noi vediamo il bicchiere sempre mezzo pieno. Ragioniere commercialista, le dicevo se poteva fare il veggente e dire come andrà a finire questa situazione. Noi siamo molto terreni, non siamo così in alto da fare i veggenti, premettendo un fatto importante: in Italia quando si fa una legge, io non so chi la scrive cosa ha capito di quello che ha scritto, perché poi ci sono 12 milioni di interpretazioni. Cioè una legge chiara in Italia da 40 anni a questa parte non è mai stata fatta. La Costituzione. La Costituzione è l'unica chiara, dice il professore, sono d'accordo con lei, infatti io parlo da 40 anni, la Costituzione mi pare stata fatta qualche anno prima. Ecco appunto, quindi per cui alla fine io mi auguro che questi ricorsi, siccome c'è 90 giorni di tempo perché il Comune ci possa chiamare per poter dirimere la questione, altrimenti dopo i 90 giorni poi si depositano i ricorsi alla Commissione tributaria, mi auguro che in questi 90 giorni il Comune rinsavisca
capisca, anche se mi sembra molto difficile, perché poi c'è un problema, come lei ben sa, di responsabilità da parte degli amministratori, da parte dei funzionari, quindi Corte dei Conti e così via. Io credo che andremo in commissione tributaria al 99%, e poi la commissione tributaria, insomma, non penso che possa non darci ragione, perché la chiarezza è estrema. Dottore Di Betta, gli appuntamenti dell'AIRC durante il corso dell'anno? Sì, sono quelli più importanti, diciamo. Sì, sì. Intanto proprio di questi tempi abbiamo un bellissimo uovo pasquale decorato, straordinario, un'opera d'arte. La nostra associazione promuove le uova della ricerca, sono delle uova di cioccolato ottimo cioccolato siciliano, che vengono così offerti dando nelle scuole, e c'è una straordinaria partecipazione per contribuire alla ricerca, diciamo. Certo, perché vengono offerti in cambio di una quota che come la zalea, come le diventa altre la quota cose, associativa, e si viene a far parte dell'associazione, e questo è un appuntamento molto importante. Ripeto, nelle scuole i ragazzi danno una prova straordinaria, perché sono molto motivati, comprendono benissimo il messaggio. Altro appuntamento importantissimo è quello che diceva lei, la zalea della ricerca. Si celebra una data che corrisponde alla seconda domenica di maggio, quest'anno cade il 13 di maggio, la festa della mamma, e in tutte le piazze d'Italia, e qui ad Agrigento addirittura a 4 piazze offriamo le azalee in cambio di un contributo, e voglio anticipare che ci potete trovare sia a Piazza Cavour, che è la piazza storica, ma anche alla piazzetta San Calogero, poi anche sul lungomare Falcone Borsellino, e perfino davanti la chiesa, nella zona di Cannatello, davanti la chiesa di San Gregorio Agrigentino. Un impegno lungo tutto l'anno, insomma. Ce n'è ancora un altro, mi permetta, è la giornata della ricerca, che si festeggia, che si celebra nel mese di novembre, e culmina con il ricevimento che il Presidente della Repubblica fa al Quirinale, accogliendo i ricercatori, gli scienziati, ma anche i volontari, per sentire le esperienze dei giovani ricercatori, degli scienziati più importanti, ed è veramente una grandissima festa in uno scenario che è veramente memorabile. E anche questo per trovare i fondi per questa opera di sostegno e di finanziamento, che poi si traduce, in favore di tutti, naturalmente. Si traduce, mi permetta, sono state assegnate in questi anni credo 7.000 borse di studio a giovani ricercatori, e sono stati finanziati quasi 9.000 progetti di ricerca, ma parliamo di scienziati affermatissimi. Questo vi fa onore e ci fa onore, perché mi lasci il nostro piccolo contributo, insomma, la ricerca scientifica poi italiana è di ottimo livello. Ne siamo convinti. Grazie. Superiore Andrea, il vostro lavoro finisce il venerdì santo? Assolutamente no, noi tutto l'anno, come dicevo poco fa, abbiamo un percorso di formazione che facciamo. No, io mi riferivo direttamente alla settimana santa. Assolutamente, noi il giorno di Pasqua. Continuiamo il sabato santo con l'adorazione attorno all'urna, le preghiere, che si aspetta poi la veglia pasquale. Quindi poi ci sono molti altri incontri, il convegno nazionale, il convegno regionale di tutte le confraternite d'Italia, quindi è un percorso sempre a crescere. Mi sono accorto che in diverse zone della Sicilia, forse d'Italia, viene più esaltata tutto quello che succede il venerdì santo e non il giorno di Pasqua. Perché? Il venerdì santo comunque non è un giorno fine a se stesso, il venerdì santo ha la sua logica, oserei dire naturale conclusione nel giorno di Pasqua, perché il mistero pasquale è la morte e la risurrezione di Gesù, e quindi anche se ci sono molti luoghi in cui si celebra soltanto il venerdì santo e non si celebra la veglia di Pasqua, il giorno di Pasqua in modo esteriore, ma soltanto con la veglia di Pasqua, questo è certamente vero. Infatti ad Agrigento
dobbiamo dire con molta semplicità e senza nulla aggiungere che una processione il giorno di Pasqua non ce l'abbiamo, come invece nei paesi circostanti c'è il cosiddetto incontro. Ad Aragona per esempio anche a Favara tantissimi anni fa c'era pure l'incontro, è ripreso pure insomma, quindi... Però ovviamente anche se noi celebriamo il Venerdì Santo e lo facciamo in maniera bella, solenne, composta da Agrigento, quel giorno non è fine a se stesso, è un giorno che ecco la sua naturale conclusione con il sabato santo e la notte di Pasqua, che è l'alba della risurrezione. Sant'Ambrogio diceva che... Se lo può tenere per ultimo come saluto finale il detto di Sant'Ambrogio? Va bene, d'accordo. Bene. Professore Iacono Manno, a che punto siamo? Siamo arrivati? Il microfono. Dobbiamo chiudere. Magari lasciamo perdere la lana, Martina, lasciamo perdere la lana. Andiamo in primo piano, regia, grazie, con questo bellissimo agnello di Pasqua. Magari togliamo quella parte di... Ecco, bene, questa la possiamo... mettiamo così. Lasciamo perdere la lana, basta con la lana, Martina. Ah, lo vuoi finire? Perché siamo già un po' in ritardo, ecco, sì. Ecco qua, abbiamo già messo i colori, gli occhi, ancora bisogna fare della piccola rifinitura? Ecco, va bene, comunque si concluderà così. E poi c'è Asia che voleva mettere che cosa, Asia? Questo è il simbolo proprio dell'agnello pasquale di Favara. Lo stendardo, come si chiama? Segno di pace. Come si chiama questo? Lo stendardo che si mette proprio lì nel... Ecco. Facciamo un applauso allora alle ragazze dell'Istituto Gallo, del professore Iacono Manno. Ma professore, poi lo possiamo assaggiare? Sì. Il microfono sembra, altrimenti non si sente, no? Sì, lo degustiamo. Lo possiamo degustare? Sì. Ragazzi, avete fatto un buon lavoro, manca un po' di lana sotto, però non ci fa niente Martina, non ti preoccupare che abbiamo inquadrato in primo piano pure, sì. Bene, allora in attesa di assaggiare l'agnello pasquale di Favara nell'esecuzione delle ragazze del Gallo, professore, qualcosa di particolare che potremmo preparare a Pasqua oppure andiamo sulla tradizione? Io consiglio sempre la tradizione. Abbiamo dei prodotti stupendi in Sicilia, è di stagione, quindi come poco fa ha detto il dottore, bisogna nutrirsi con tutto ciò che è genuino, che ci offre la terra. Bene, allora anche lei adesso si prepara per il saluto con una frase o comunque con un pensiero, con un buon proposito. Io ringrazio e saluto Silvia Vella. Chi è Silvia Vella? Tu? Ciao Silvia, grazie, buona partecipazione. C'è Alice Petisi, ciao Alice, c'è Martina Gambino, bravissima, Asia Abate, eccola qua. Naturalmente grazie alla dirigente del Gallo, la professoressa Casà Girolamo, sì. Grazie al docente Antonello Iacono Manno. Grazie saluto, a voi, professore. E vi auguro a tutti una serena Pasqua con tanta salute. Bene, grazie a Sara Vivona, la nostra cantante. Auguro a tutti che dove non ci siano più parole per descrivere, la musica lo possa fare sempre. Grazie al ragioniere commercialista Pasquale Palumbo. Sì, grazie a voi, grazie per l'invito. Io mi auguro che questa Pasqua, come dice la Santa Romana Chiesa, sia un passaggio, soprattutto un passaggio da uno Stato italiano, da una nazione in stato totale confusionale, a una nazione dove qualcosa si possa cominciare a capire. Grazie al dottore Giuseppe Di Betta del Comitato Scientifico dell'AIRC. Sì, grazie a voi. Buona Pasqua di resurrezione e di serenità. E poi permettetemi 2 o 3 slogan. Cancro io ti boccio, che è rivolto ai ragazzi delle scuole. Poi anche vorrei dire contro il cancro io ci sono. E infine la salute, come la vita, è una questione di stile. Le buone abitudini degli stili di vita possono fare la differenza. Grazie a Giorgio Patti, responsabile della sezione canto dell'Arciconfraternita Santissimo Crocifisso. Niente, io ho gli auguri certamente di buona Pasqua, invito i giovani, noi abbiamo la fortuna di essere confraternite sempre giovani, in molti paesi le confraternite vanno sparendo perché ci sono solo gli anziani, noi devo dire che abbiamo sempre il ricambio e il mio augurio è
di vedere sempre giovani. Da noi ci sono anche la sezione femminile, sia da noi che anche dalla Dolorata, quindi spazio ai giovani. Grazie alle superiore dell'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso, Andrea Casino Papia. Grazie a voi di avermi invitato e un augurio a tutta la cittadinanza agrigentina di una buona serena Pasqua. Io ho pure un auspicio, speriamo che il prossimo anno la nostra amata cattedrale, la cattedra del nostro arcivescovo, ora cardinale Montenegro, sia riaperta, quindi stabilire la chiesa agrigentina con la nostra amata cattedrale che purtroppo è chiusa. Grazie a Don Lillo Argento, rettore del Santuario della Dolorata. Abbiamo parlato della settimana santa, del Venerdì Santo in modo particolare, e il Venerdì Santo ci riportano certamente le immagini di Maria Addolorata e di Gesù appassionato del crocifisso. Parlavo di Sant'Ambrogio e mi hai bloccato. Ecco, la Vergine di Sant'Ambrogio dice che la Vergine Maria stava davanti alla croce e contemplava non la morte del figlio, ma l'aurora della redenzione, cioè dire, oltre il Venerdì Santo vedeva la Pasqua. È l'augurio più bello che io posso fare anche come sacerdote a tutti. Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione. Tra un po' noi ci mangiamo l'agnello, a voi il ringraziamento ancora una volta dell'affettuosità che ci mostrate ed essere rimasti ancora con noi. Buona domenica a tutti.